La nuova moschea in via Piave a Mestre, da poco aperta, è già stata chiusa. A deciderlo il comune, sostenuto anche dai residenti, insicura, priva di permessi e sovraffollata, così da Cafarsetti. Proseguono le proteste dei lavoratori della Collant di Vigo Novo tra mobilitazioni e volantinaggio, con i sindacati che chiedono all'azienda di ridiscutere gli accordi per i premi di produttività. A San Donà primi grattacapi per il neosindaco Alberto Teso, che deve risolvere il nodo Forcolin con la richiesta del riconteggio delle schede in alcune sezioni. In ballo il posto da vice sindaco. Francesca Zottis, che a San Donà correva come candidato sindaco per il centro-sinistra, non fa mistero della sua delusione per il risultato ottenuto. Speravo nel ballottaggio, ammette. È polemica a San Stino di Livenza per il saluto fascista della neoconsigliera, ora nella bufera. Festeggiare è legittimo, il saluto romano no, denuncia Martella, segretario veneto del PD. Settimana di possibili disagi alle stazioni ferroviarie di Venezia e Mestre per lavori in corso previsti fino a domenica prossima, 21 maggio, un investimento complessivo di 5 milioni di euro. Lo spoglio in diretta, le interviste ai protagonisti, i commenti, il record di ascolti per la maratona elettorale di Antenna 3, che ha raccontato l'esito delle urne dai principali comuni al voto in Veneto. Buonasera, ben ritrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3 e dunque in apertura c'è la moschea di via Piave a Mestre, che è stata aperta da poco, lo sapete, ed è già stata chiusa. A deciderlo è stato il comune, appoggiato e sostenuto anche dai residenti. Sentiamo il perché. Se poi non fanno del male a nessuno che la aprano, però non mi sembrava il massimo. Già via Piave un degrado terrificante, mancava anche la moschea. I residenti sono contrari alla riapertura della moschea nello spazio di un ex supermercato in via Piave, passato come centro culturale islamico, in realtà è divenuto in pochi giorni e senza alcuna autorizzazione un centro di preghiera. È un diritto avere la possibilità di esprimere tutte le religioni di questo mondo. Quello che mi preoccupa è l'assembramento, la pulizia e la sicurezza, che in questi giorni abbiamo visto non c'è. Lo spazio ad uso commerciale a 2 passi da Piazza Ferreto è stato aperto dalla comunità bengalese, chiedendo in corso d'opera il cambio della destinazione d'uso all'ufficio urbanistica, richiesta mai accolta. Nonostante tutto, negli 800 metri quadri si continuava a pregare. Il comune ha perciò fatto scattare la diffida e imposto la chiusura al gestore e all'utilizzatore. L'immobile non ha i requisiti di sicurezza. Dopo i controlli di polizia, la chiusura è immediata. È compito del comune far rispettare queste regole, effettuare i controlli e sanzionare nel caso in cui le regole non siano rispettate. Anche in questo caso il comune è intervenuto. Non si tiri in ballo la libertà religiosa, i diritti o altre cose. Siamo davanti a una situazione di uso improprio di locali che non possono essere usati con quella destinazione. Nonostante le restrizioni del comune, le perplessità e le preoccupazioni fra i residenti ed esercenti sono in aumento. Un mese fa, nei pressi della moschea, con l'inizio del Ramadan, erano comparse anche le indicazioni per guidare i fedeli. Io chiedo ai nostri politici che ci sia l'intelligenza di aprire questi tipi di centri di preghiera in zone dove è possibile convivere. Altro fronte, cronaca sindacale, perché proseguono le proteste dei lavoratori della Collant di Vigo Novo, coi sindacati che chiedono alla multinazionale di ridiscutere gli accordi per i premi di produttività. È l'abbaiare dei cani che simboleggia nel silenzio del corteo la rabbia e il malcontento dei lavoratori della Collant di Vigo Novo, in tutta blu nel nuovo presidio a sfidare pioggia e vento per chiedere, dopo lo sciopero della scorsa settimana, non vengano toccati i previsti benefit e premi di produttività, ovvero quei circa 100 euro in più in busta paga. I lavoratori sono determinati a proseguire la protesta fino a quando l'azienda non si sieda ad un tavolo serio per trovare un accordo che sia condiviso e non imposto. Contro l'avvertenza decisa unilateralmente dalla multinazionale, previste nuove mobilitazioni con il nuovo sciopero di venerdì 19 e il volantinaggio al mercato, sempre a Vigo Novo, di lunedì 22.
noi andremo avanti a manifestare il nostro disappunto nei confronti di un atteggiamento di questa società che è un atteggiamento unilaterale, non vuole discutere con noi quelli che sono gli obiettivi da raggiungere per portare a casa un premio che sia vero e non solamente scritto sulla carta. Soluzione a cui spingono anche i sindacati, considerato l'innegabile stato di salute della multinazionale, leader nel settore dei prodotti per l'agricoltura, tra cui insetticidi e topicidi. Sindacati che chiedono all'azienda di sedersi a un tavolo e ridiscutere insieme ogni tipo di accordo. Ci porti alla premialità non solamente finanziaria ma progressiva per come è giusto che sia. E settimana di possibili disagi invece alle stazioni ferroviarie veneziane per lavori in corso previsti fino a domenica prossima, il 21 maggio. Per una settimana corse dei treni modificate per lavori sulla ferrovia a Mestre e a Venezia. Le operazioni fino alle 6 di domenica prossima, 21 maggio. Alla stazione di Venezia e Santa Lucia previste opere di manutenzione e rinnovo degli impianti in località Catene. Nel tratto del cavalcaferrovia che collega Chirignago a Marghera verrà realizzata invece la nuova passerella ciclopedonale per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro. Settimana di lavori dunque sulla rete ferroviaria per la quale saranno possibili eventuali soppressioni con modifiche d'orario e limitazioni di percorso. Tutti i regionali diretti a Venezia e Santa Lucia si fermeranno a Mestre, ad eccezione dei regionali veloci, DAI per Verona e DAI per Bologna, che sono garantiti. Oltre a questi vengono messi a disposizione altri 3 treni ogni ora, facenti la spola tra Venezia e Mestre, per un totale di 5 treni all'ora tra le 2 stazioni. Previsto inoltre servizio aggiuntivo straordinario di assistenza ai viaggiatori a ridotta mobilità. Maggiori informazioni disponibili sui siti web delle imprese ferroviarie. Ora veniamo alla cronaca elettorale, invece, perché a San Donà giornata all'insegna del passaggio di consegne, con i primi grattacapi in realtà per il neosindaco chiesto da Forcolini, il riconteggio delle schede in alcune sezioni, in ballo il posto da vice sindaco. Diverso stile, diverso look, diversi ideali partitici, uniti però dalla passione per la politica, tra selfie e sorrisi. Passaggio di consegne di corsa lungo le scale della Casa del Popolo tra il sindaco uscente Andrea Cereser e l'entrante Alberto Teso, praticamente coetanei, classe 67 il primo, a fine aprile scorso il suo compleanno, di un anno più giovane il neoeletto. Tra poche ore, giovedì 18 maggio, spegnerà nuove candeline. Tra i due, stretta di mano davanti al gonfalone della città, azzurro, stesso colore della cravatta del neosindaco, in quota però a Fratelli d'Italia. Senza false modestie, credo che anche la mia persona, insomma, una figura moderata, non inquadrata, non ho tessere, insomma, pur essendo uomo di centrodestra, insomma, non facilmente incasellabile in un partito, mi ha anche consentito di avere un po' di voti che gravitavano nell'ambito moderato, cattolico, di centro, che magari prima hanno votato Andrea Cereser. Tra chi arriva e chi parte, l'analisi di Cereser su chi il comune lascia oggi. Difficile, complicato, però ce la si fa. Insomma, io credo che gli uomini e le donne abbiano tutte le risorse, e lo dimostra un po' la storia dell'umanità, per affrontare i problemi che di volta in volta emergono e anche superarli. E al riguardo già presenti i primi grattacapi per il sindaco Teso, con Forcolin che pare abbia chiesto il riconteggio delle schede in alcune sezioni. In ballo la nomina del vice sindaco. Ex assessore ed ex vicepresidente della Regione Veneto, Forcolin, uscito dalla Lega e non ricandidato alle ultime regionali per la vicenda del bonus Covid, a queste amministrative aveva presentato una civica propria a sostegno del neosindaco, ovvero lista civica Forcolin Uniti per San Donà, ottenendo l'11,65% di preferenze con 2.117 voti contro i 2.155 voti della Lega con l'11,86% di preferenze. Un pugno di 37 voti che decidono sulla poltrona da vice sindaco. E dopo il passaggio di consegne tra il sindaco uscente e l'entrante, l'analisi del voto da parte dei due neoconsiglieri comunali Francesca Zottis e Carlo Fantinello.
Francesca Zottis, 43 anni, del PD Veneto, vicepresidente del Consiglio regionale, si presentava come la successione al sindaco uscente Cereser. Grande, rivela, la delusione per questo risultato, che nonostante il posto in Consiglio comunale brucia. Non nasconde infatti avesse sperato in un testa a testa al ballottaggio. Che fosse difficile, sì, me lo aspettavo. Speravamo sicuramente di fare meglio e quindi di provare a giocarcela anche al ballottaggio e di vincere, e quindi ci abbiamo messa tutta. E adesso si guarda avanti e si capisce e si prova a ricostruire partendo non solo dentro al Consiglio Comunale ma anche ripartendo dalla città. Decisamente più pragmatico Carlo Fantinello, 59 anni, terzo polo, ragioniere, consulente fiscale, già sindaco di Fossalta di Piave per 3 mandati, ora in Consiglio potrà rappresentare l'alternativa tra destra e sinistra, dice. Bene, perché noi abbiamo così fatto lo stesso risultato che c'è a livello nazionale, tutto sommato. Per noi è un momento questo importante perché entriamo in Consiglio Comunale e iniziamo a fare politica per la città di San Donato. Da parte di entrambi i neoconsiglieri grande il fair play nei confronti del nuovo primo cittadino. Buon lavoro, la raccomandazione è di ricordarsi sempre che è anche una libera professione e di non mollarla mai. Senza risparmiargli tuttavia le immancabili piccole stilettate e paragoni. Il mio augurio è che sappia rappresentare al meglio la città indipendentemente dagli aspetti partitici e che sappia farla crescere come ha fatto Andrea Cereser. Ed è polemica invece a San Stino di Livenza per il saluto fascista di una neoconsigliera che ora è nella bufera. A festeggiare legittimo il saluto romano no, la neoconsigliera che in favore di telecamera tende il braccio nel gesto tipicamente fascista ricomincia nel modo peggiore il proprio servizio pubblico. Rileviamo ancora una volta la scarsa attitudine istituzionale della destra. Così il segretario regionale del Partito Democratico Veneto Andrea Martella: mi aspetto che il sindaco prenda le distanze e stigmatizzi il comportamento della consigliera, la richiesta del segretario metropolitano del Partito Democratico Matteo Bellomo. Ora a Martellago, con la conferma del sindaco col 53% dei voti, una campagna elettorale all'insegna del fair play. Molta attesa a Martellago per la carica di sindaco per le elezioni amministrative, con 2 soli contendenti, ed è per questo che, nonostante gli oltre 18.000 elettori, non si andrà al ballottaggio. Da un lato Andrea Saccarola, il sindaco uscente sostenuto dal centrodestra, dall'altro Alessio Boscolo, il candidato sindaco sfidante, che è sostenuto dal centrosinistra, anche se non in modo ufficiale, cioè sono tutte liste civiche che lo sostengono, un po' come accadde a Damiano Tommasi, poi eletto sindaco di Verona. Come dicevo, niente ballottaggio, una percentuale di votanti leggermente superiore alla media, con un 54,87, superiore anche a 5 anni fa, quando votarono il 53,28% degli abitanti di Martellago. E alla fine lo sfidante Alessio Boscolo ce l'ha fatta. È una forte emozione, soprattutto che la notizia l'ho ricevuta da mia figlia. Non ho voluto essere insieme alla squadra nel ritrovo perché 5 anni fa mia figlia non era presente perché era piccola, e questa volta ho voluto essere a casa solo con lei finché mi ha detto che ho vinto. Un pensiero allo sfidante? Alessio lo stimo, l'ho sempre stimato, gliel'ho sempre detto. È stata una campagna elettorale un po' difficile in certi momenti, però tra me e lui c'è sempre stato dialogo. Saccarola conferma l'importanza dei partiti, ma anche il sostegno delle liste civiche che lo hanno accompagnato. Mi dicono che la mia lista civica ha fatto un buonissimo numero, un buon numero di voti, quindi sono orgoglioso perché vuol dire che la gente ha votato il sindaco uscente. Quindi sarà un governo sicuramente positivo per il comune di Martellago. Non possiamo dirci felici e contenti, l'unico dato che è oggettivo è che rispetto al circondario, e quindi quello che è stato il risultato nel Veneto quantomeno, abbiamo arginato quella che è un po' un trend, un'ondata dei partiti. Eletti e riconfermati perché nel segno della continuità e perché da sempre abbiamo dimostrato di essere vicini alla gente. Questa è l'analisi del voto nella rinnovata lista Saccarola tra volti nuovi e noti, naturalmente, a Martellago. Noi siamo stati questi 5 anni sempre a contatto con la gente, non siamo mai cambiati. Quello che eravamo prima lo siamo stati in questi 5 anni, vicino ai cittadini, vicino alle attività, vicino ai problemi.
penso che questo abbia pagato. Anche il nostro rinnovo, perché comunque anche come lista abbiamo rinnovato dei componenti e inserito altrettante persone valide. Io avevo il sentore di non farcela, però ho voluto mettere la faccia e la coerenza di stare con il centrodestra, anche se qualcuno mi aveva tirato un po' la giacchetta. Adesso ci fermiamo per un velocissimo break, a tra poco. Eccoci di nuovo in studio, proseguiamo col nostro telegiornale. Ieri record di ascolti per la maratona elettorale di Antenna 3 che ha raccontato l'esito delle urne dai principali comuni al voto in Veneto. Il gruppo Media Nord-Est con Antenna 3 bis, record di ascolti registrato domenica nella lunga diretta in occasione della giornata conclusiva della 94esima adunata nazionale di Udine con la sfilata delle penne nere. Ieri nuovo successo di pubblico per la maratona elettorale iniziata nel pomeriggio e proseguita fino a tarda sera. Minuto dopo minuto abbiamo raccolto il verdetto dalle urne nei principali comuni veneti al voto, mostrandovi i volti e le voci dei protagonisti di questa tornata elettorale. Per tutta la giornata Antenna 3 è stata leader negli ascolti tra le emittenti locali, con un picco nel corso della serata quando dai seggi iniziarono ad arrivare i risultati definitivi, quando le nostre telecamere hanno raccolto a caldo le prime dichiarazioni del post voto del riconfermato sindaco di Treviso Mario Conte e dello sfidante Giorgio Denardi in un botta e risposta a distanza, e poi i commenti dei due ballottanti Francesco Rucco e Giacomo Possamai nella sfida di Vicenza che si deciderà tra 15 giorni. Dai comuni veneti alle vostre case, grazie ai nostri inviati che hanno raccontato in tempo reale la gioia dei vincitori e la delusione di chi dalle urne è uscito sconfitto, tra bottiglie stappate e abbracci. Ancora una volta, in occasione di appuntamenti importanti, Antenna 3 c'è con tutta la sua squadra e voi con lei, in un continuo reciproco scambio di fiducia per una nuova ennesima sfida vinta. A Venezia invece protagonista lo spazio nella storica città lagunare, la prima edizione dello Space Meetings Veneto, la prima fiera internazionale interamente dedicata all'economia dello spazio. Tagliato ufficialmente il nastro di Space Meeting Veneto 2023 di Casa Veneto. Taglio del nastro per l'inaugurazione di Space Meeting Veneto, la 3 giorni di eventi dedicati allo spazio e all'innovazione per la prima volta in Veneto. L'aerospazio, la space economy non è fantascienza ma una ricaduta reale, e qui portiamo sostanzialmente i nostri gioielli. Partiamo da 250 imprese venete che danno lavoro a circa 5.000 persone, hanno un fatturato di €1,5 miliardi di euro. 122 aziende provenienti da 15 paesi, oltre un centinaio di buyer provenienti da tutto il mondo, 25 start-up europee e oltre 1.000 visitatori per il summit internazionale presso il terminal passeggeri di Venezia, che attrae i principali operatori internazionali della space economy. Lo spazio espositivo è stato inaugurato alla presenza del vice ministro delle imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini. Ormai siamo abituati a entrare in auto e vedere dove ci porta il navigatore, e non ci rendiamo conto che oltre a queste caratteristiche, cioè ci sono tutte le caratteristiche di osservazione, quindi i dati che vengono dati da terra, noi dobbiamo utilizzare lo spazio per la meteorologia, l'agricoltura, la navigazione, la gestione del traffico, ma questo è soltanto l'inizio di un processo che porta ricadute ormai in tutte le tecnologie. Un settore in costante crescita, in grado di attrarre investimenti e di assorbire nuova occupazione. Abbiamo bisogno di competenze sia nella meccanica per tutto quello che riguarda il mondo upstream e ovviamente tutto quello che riguarda il mondo downstream, cioè quindi l'analisi dei dati. Per noi è un'occasione ancora una volta di far vedere che in Veneto noi riusciamo a fare sistema, abbiamo praticamente tutti i prime italiani, da Leonardo a Telespazio, abbiamo Thales Alenia, abbiamo Airbus, e queste aziende sono in cerca di collaborazioni con aziende che sono appunto parte del nostro territorio. È tutto, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo, tra poco l'edizione di Treviso. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione debole in questa giornata, il ciclone mediterraneo continua a condizionare il tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 17 maggio.
sul Veneto avremo piogge e temporali che bagneranno gran parte del territorio. Tuttavia in genere non saranno di forte intensità, fenomeni sparsi e intermittenti e dalle ore centrali anche in diradamento. Temperature in locale variazione, minime tra 11 e 13 gradi, massime invece comprese tra i 16 e i 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo precipitazioni un po' ovunque, deboli sulla costa dove soffierà bora forte con raffiche anche intorno agli 80 km/h a Trieste. Temperature minime sui 12-14 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancheranno rovesci sparsi, tuttavia saranno in esaurimento con il passare delle ore. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime sui 18-20 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.